Una vera e propria tempesta si sta scatenando dietro le quinte del Napoli. E il nome al centro di questo trambusto è niente meno che Victor Osimhen. Siamo tornati con un aggiornamento urgente ed elettrizzante sul futuro dell'attaccante nigeriano, che potrebbe essere sul punto di prendere una piega sorprendente. Come sempre, vi portiamo le informazioni più calde direttamente dalle fonti internazionali, con tutto ciò che dovete sapere per capire il retroscena del mercato. Quindi, prima di immergerci in questa notizia che sta facendo discutere, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate il campanellino, perché oggi il protagonista è un colpo di scena inaspettato. Il Manchester United è entrato in forze nella lotta per Osimhen e potrebbe offrire più del semplice denaro per convincere il Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Manchester United è tornato all'attacco per Victor Osimhen. E la cosa più sorprendente è che questa volta c'è l'intenzione di includere un giocatore come contropartita per cercare di ridurre l'impatto finanziario dell'operazione. Questo perché Osimhen ha già pubblicamente escluso un trasferimento in Arabia Saudita. E dietro le quinte si dice che questo rifiuto abbia tutto a che fare con il forte interesse degli inglesi. La dirigenza dei Red Devils non ha ancora formalizzato una proposta, ma sta già studiando una strategia per cercare di convincere Aurelio De Laurentiis ad aprire le trattative. A gennaio, i due club hanno discusso intensamente un possibile trasferimento di Garnacho al Napoli. L'affare non è andato in porto e, secondo la stampa italiana, ha deluso entrambe le parti. Garnacho è rimasto a Manchester senza dare i risultati sperati e il Napoli ha perso l'opportunità di sostituire Kvaratskhelia con un profilo promettente. Ora, la nuova idea in discussione è quella di includere Joshua Zirkzee nell'operazione. L'attaccante olandese, che non ha soddisfatto le aspettative a Manchester, ha lasciato un'ottima impressione in Italia nel suo precedente passaggio. E secondo la Gazzetta, le sue caratteristiche fisiche e tecniche lo renderebbero un'alternativa ideale a Romelu Lukaku, all'interno del nuovo modello offensivo che Antonio Conte vuole implementare al Napoli. Per il club napoletano, la proposta potrebbe essere interessante se accompagnata da un significativo adeguamento finanziario, oltre che da un giocatore che aggiunga valore immediato alla rosa. L'obiettivo è chiaro: rafforzarsi per competere al meglio in Serie A e fare bella figura in Champions League. E Osimhen, anche se in partenza, potrebbe essere la chiave per aprire una nuova fase nell'attacco azzurro. E ora la domanda è per te, tifoso del Napoli. Accetteresti Joshua Zirkzee come parte dell'accordo per la vendita di Osimhen? Pensi che il Manchester United sia la destinazione giusta per il nigeriano? Commenta qui sotto la tua opinione, dici da quale città ci stai guardando e, naturalmente, se ti è piaciuto questo contenuto esclusivo, lascia un super grazie qui sul canale per sostenere il nostro lavoro. Alla prossima!